secondi, se arriva. Ce l'abbiamo? È la prima Ok, volta che ho allora, tempo di guardarvi tutti. Perché di solito quando arrivo, boom. Vai. allora, Rai a seguire Mediaset e Radio CRC. Buongiorno mister, Buongiorno. Dario Di Gennaro. Le volevo chiedere questo in virtù di alcune indisponibilità che si stanno sommando in queste prime settimane. Se l'impegno ogni 3 giorni la preoccupa, cioè più che altro sono questi infortuni, la preoccupano e magari metodologie di allenamento oppure diciamo fanno parte del percorso? Ma guarda, se vai ad analizzare benissimo tutte le squadre che comunque fanno la competizione europea, è inevitabile che avendo più partite hai più possibilità di avere degli allenamenti, di avere degli infortuni, in virtù del fatto che comunque gli allenamenti sono sempre di meno. E il giocare spesso è inevitabile che sottopone il muscolo ad uno stress, tante volte dovresti allenarti e non ti alleni, quindi diciamo che è la cosa inversa a mio avviso, il fatto di non allenarti come serve può portare eventualmente ad avere delle problematiche, quindi però questo fa parte del gioco, è inevitabile che quando le problematiche arrivano tutti in un settore diventa più difficile da gestire, no? Come è capitato a noi, perché Amir ha avuto l'infortunio in nazionale e sommato all'infortunio di Buongiorno diventano comunque 2 centrali che sono assenti. Poi c'è stato questo affaticamento muscolare di Spina, che comunque le partite adesso le sta giocando tutte, e sommato a quello di Mattias Olivera, il fatto che Mazzocchi non sia in lista, Marianucci non è in lista, ti ritrovi ad avere 2 difensori centrali, per fortuna ecco, siamo riusciti a reintegrare un pochettino, visto che non giocava da tantissimo tempo Gutierrez come terzino sinistro. Mediaset a seguire Radio CRC. Mister, sono qui, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo di quello che da fuori, specifico da fuori, sembra un caso che riguarda De Bruyne, che sono stati, lei ha detto questo è il secondo anno, è quello più complicato, bisogna andarci piano con i giudizi, e da fuori sono dei giudizi un po' duri, no? L'ultimo quello di Capello che dice che a Milano ha visto il calciatore che sembrava passeggiare in campo e faticava a trovare la posizione. Alla luce di questo le volevo chiedere, lei come sta vedendo De Bruyne, se ha bisogno ancora di un po' di tempo per dimostrare quello che è ed entrare in forma, e alla luce della partita di Milano se domani sera si aspetta una partita da top player di De Bruyne. Guarda, a me non piace mai parlare del singolo, nel senso che comunque noi vinciamo da squadra e perdiamo da squadra, però per quello che riguarda la partita di domenica sera, io ribadisco che da un punto di vista della prestazione io sono rimasto molto più soddisfatto della partita di domenica sera delle 2 partite che abbiamo vinto l'anno scorso contro il Milan. Se vi ricordate, noi vincemmo 2-0 a San Siro, ma soffrimmo tanto, abbiamo vinto 2-1 qui, ma soffrimmo tanto, sbagliarono un rigore anche, lo parò Meret. Domenica comunque la prestazione c'è stata, ci sono state 2 disattenzioni su cui noi dobbiamo lavorare e dobbiamo comunque ritrovare alcune cose che ci ha portato comunque ad avere la difesa meno battuta della Serie A, però per il resto noi la prestazione l'abbiamo fatta, e il Napoli che va comunque a San Siro a dominare non è all'ordine di tutti i giorni come situazione. Detto questo, per quello che riguarda Kevin è un giocatore del Napoli, fa bene la squadra, fa bene lui, fa male la squadra, fa male lui. Sappiamo quello che ci può dare, è un giocatore che comunque va supportato e niente, quindi non, come dico sempre, cerchiamo di trovare i giusti equilibri, perché si passa
da eccessi, no? Si passa da eccessi assurdi, no? Si vince, fantastico, tutto, si perde, è tutto sbagliato. Io devo avere grande equilibrio da questo punto di vista, cercare le soluzioni migliori, provare, riprovare, sapendo, come ho sempre detto, che questa sarà un anno molto complesso per noi, perché c'è da giocare ogni 3 giorni e inserire 9 giocatori, non uno. Quindi io continuo a ribadire questo concetto perché lo penso veramente, ma non perché io devo trovare una scusa o qualcosa. Quindi noi dovremmo essere bravi a migliorare durante il percorso, durante il cammino, inserendo tutti e coinvolgendo tutti in questo progetto del secondo anno, e prepararci poi al terzo anno, dove secondo me poi la situazione sarà già ben più strutturata, ecco, di quest'anno. Prego. Da questa parte Radio CRC, a seguire il mattino. Sì. Salve mister, le volevo chiedere se ci può dire qualcosa in merito alle condizioni degli infortunati, in particolare Spinazzolo e Olivera, se pensa che domani possano essere della gara, in virtù di questa emergenza si sta pensando a un cambio modulo. Grazie. Ieri sia Spina che Mattias comunque hanno svolto un allenamento differenziato. È inevitabile che cercheremo di recuperarli in tutti i modi, anche perché comunque è un'emergenza importante questa, visto che Pasquale Mazzocchi è fuori lista, lo stesso Marianucci è fuori lista, e rimangono solamente 2 centrali, che è Beuchema e Quan. Per fortuna abbiamo reintegrato Gutierrez, che non giocava una partita da tantissimo tempo, quindi comunque ci dà una possibilità a sinistra. È inevitabile che dovremmo cercare eventualmente non fossero indisponibili, dovremmo trovare una soluzione. Se avete qualche idea adesso, non dopo, datemela, perché dopo, come diceva qualcuno, si è sempre più bravi se avete qualche idea da darmi sul cambio modulo, se ho due centrali o ne metto uno, cioè non è che abbiamo solamente 2 centrali, quindi anche volendo cambiare sistema, cioè il sistema passi da 2 a 3, ma non ce l'hai il terzo e devi sperare, ecco, che comunque la partita non ci riservi sorprese a livello di problematiche. Però dobbiamo cercare le soluzioni, non dobbiamo cercare altre cose, quindi faremo delle valutazioni. È inevitabile che se c'è da rischiare rischieremo qualcosa, perché la necessità, l'incombenza della partita, altrimenti si tratta poi di pensare anche a una soluzione con Elmas terzino, ecco. Quindi. Il mattino, a seguire la CNN Portugal. Buongiorno, sono in curva A. Eccomi qua. Le volevo chiedere, è vero che questo è un girone con 8 partite, ma si incomincia già a avvertire il peso dell'importanza di dover vincere domani contro lo Sporting, anche per evitare di arrivare all'ultima giornata con il Chelsea che sia decisiva? E mi perdoni, non ho capito se De Bruyne, se lei ha compreso se De Bruyne è uscito un po' così per via del risultato o per altro. Ma guarda, io quello che avevo da comprendere l'ho compreso ed è stato già tutto chiarito, quindi patti chiari, amicizia lunga, si dice a casa mia, quindi è già chiusa la situazione. Per quello che riguarda la partita di domani, è una partita importante, ma come sono tutte le partite importanti, noi le giochiamo tutte, le sentiamo, cerchiamo di giocare per vincere tutte le partite, e poi sappiamo benissimo che c'è l'avversario e spesso e volentieri non è d'accordo l'avversario, e quindi dovremo cercare di superarci anche nelle difficoltà oggettive che ci sono, però sappiamo che è la seconda partita, ma come vi ho detto, perché se no quando parlo si recepisce solamente
quello che si vuole recepire, e io ho ribadito che ci sarà da fare un percorso molto complesso, molto difficoltoso quest'anno. Se le volete accettare, accettatele, se non le volete accettare, non le accettate. Però quando vengono poi le difficoltà, uno magari dice ma quello scemo magari qualcosina di interessante l'aveva detto ed è stata sottovalutata. Detto questo, noi con i calciatori che ci sono a disposizione cercheremo di ottenere il massimo, questo deve essere fuori dubbio, così come per ogni partita, cercando nella difficoltà, come dico sempre, dobbiamo trovare le soluzioni e non appigliarci a delle situazioni contingenti. Essere le cuffie perché abbiamo la CNN Portogallo. Buongiorno coach. Can I ask you in English? It's okay? Oh yeah, it's okay. English. So we are from CNN Portugal. What is the real value of this Sporting team? What do you think about this team? And also Sporting never won in Italy in 17 games, 0 wins. Do you think this is a negative aspect that can enter in the players' minds? Thank you so much. Ma rispondo in italiano? Sì, italiano. In italiano? Tanto c'hanno tutti la cuffia per la traduzione. Io posso rispondere pure in inglese. Ok, vabbè, italiano o inglese per me è indifferente. Italiano. Yeah, it's better. Vabbè, faccio un pochettino in inglese e poi traduco in italiano. Dai, allora. Yeah, I think italiano. Ok, italiano allora. Dai, va bene. Prego. Ma lo Sporting Lisbona è una squadra insieme al Porto e al Benfica, le 3 squadre che si contendono sistematicamente la vittoria in Portogallo, anche delle coppe nazionali. È una squadra che di primo livello, di prima fascia. Io l'ho affrontata in precedenza anche col Tottenham nel girone. Sono rimasti tanti calciatori di quella squadra che hanno sicuramente accumulato esperienza. È un'ottima squadra, ha vinto il campionato portoghese. Bisognerà giocarsi la partita sapendo, ecco, che affrontiamo una squadra forte. Anche noi lo siamo e vogliamo misurarci. Prego. António, boa tarde. Carlos Albuquerque, RTP, da Televisão Pública Portuguesa. Ok, sì, questo sì. If you want, I may ask in English. In English, ok, it's better. If you want. Sporting played one day before. Do you think that is an advantage for Sporting and disadvantage for Napoli for this game? Are you worried about that? And the second question is if you are a fan of the Portuguese football in general and the Sporting football in particular. Thank you. Sul discorso del giorno in meno di riposo, del giorno in più che ha avuto lo Sporting Lisbona, noi siamo tornati chiaramente a casa, che era molto tardi, domenica sera da Milano, quindi ieri chi ha giocato la partita ha fatto recupero e oggi dobbiamo cercare, senza spendere tante energie, di preparare la partita contro lo Sporting. Sicuramente non è la migliore condizione, no? Per preparare una partita importante, però c'è il calendario, c'è questo tipo di calendario e dobbiamo comunque accettarlo, quindi non voglio fare polemica sul calendario. C'è questo, la partita va giocata. Sicuramente avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla un po' meglio la partita, però ci dobbiamo abituare e ribadisco sempre il concetto che dobbiamo fare di necessità virtù e cercare di fare esperienza giocando e cercando di fare dei buoni risultati. La seconda domanda era sul calcio portoghese in generale. È sempre un calcio all'avanguardia, perché Porto, Sporting, Benfica, ma anche le squadre portoghesi che fanno Europa League, Conference League, creano sempre delle grandi problematiche agli avversari, quindi è un calcio comunque di buon livello. Grazie a tutti.
lo so, ma tanti si sono prenotati per quelle domande. Sono... Io voglio sapere se in altri posti succede questo. Certo, il mister che... Dai, Prego, veloce, prego. dai, facciamo. Da parla così, senza microfono, non si sente ascolto. La ringrazio mister, ringrazio anche i colleghi della comunicazione, comprendete anche le nostre esigenze editoriali. La domanda è questa, mister. A Manchester e a Milano, per 2 ragioni diverse, dopo 20 minuti il Napoli si è trovato praticamente KO, no? L'espulsione prima e i 2 gol del Milan dopo. Situazioni diverse, contingenze diverse, ma c'è un problema d'approccio sul quale state lavorando per questa gara, perché è quasi una gara, non dico dentro fuori, ma che darà fisionomia al cammino in Europa. Ma guardi, io penso che a Manchester non eravamo KO dopo 16 minuti, c'era stata l'espulsione, però la squadra ha retto, è solo una magia di Foden. Ha un po' cambiato nel secondo tempo le sorti della partita e la qualità di giocata che poi ha fatto l'attaccante esterno del Manchester City. Quella con il Milan sicuramente abbiamo concesso gol dopo 2 minuti e mezzo. Bisognerà fare, come ho detto, più attenzione. I 2 gol che abbiamo concesso sono sicuramente delle situazioni dove possiamo lavorare e dobbiamo migliorare, però poi, come ho detto prima, anche in 11 contro 11 la squadra aveva fatto la partita, ha creato, c'erano delle situazioni anche un po' dubbie, però non andiamo ormai più a parlare di cose passate. Detto questo, c'è sempre da lavorare, quindi non è che parlate con uno che del miglioramento fa la sua ragione di vita, quindi non c'è bisogno che qualcuno mi dica che bisogna migliorare. Io lavoro sistematicamente ogni giorno 24 ore su 24 per il miglioramento personale e della squadra, sia dei giocatori personali che della squadra totale. Grazie.